Montecchio Maggiore. Si chiamava Maria Teresa Albiero, la donna che in sella alla sua bicicletta è stata investita da un'auto ed è morta nella notte a causa delle gravi ferite riportate. L'impatto è accaduto ieri sera verso le 21:30 nei pressi della rotatoria del Polisportivo tra via Zanato e via Trozzi. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, eseguita dai carabinieri di Valdagno intervenuti per i rilievi, un'auto condotta da un uomo di 30 anni avrebbe tamponato la ciclista in prossimità di uno degli svincoli della rotatoria. Immediato l'arrivo dei sanitari del SUEM. I medici, resisi subito conto della gravità della situazione, hanno stabilizzato il corpo della donna e l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove poi è deceduta. Il conducente dell'auto è stato arrestato per omicidio stradale. Su di lui sono in corso accertamenti sullo stato psicofisico con cui si era messo alla guida. Attualmente si trova agli arresti domiciliari a disposizione delle autorità giudiziarie.